C'è molta calma, c'è ancora incertezza, ci sono molte telefonate per chiedere informazioni, ma non ancora fisicamente le persone alle porte. Nel veneziano c'è ancora un po' di attesa, non abbiamo nessuna ressa all'interno delle sedi. Diciamo che ad oggi, ad ora, abbiamo fissato 50 appuntamenti, quindi non abbiamo avuto nessun tipo di problema. La prima giornata per presentare le richieste e ottenere il reddito di cittadinanza nel veneziano si è dimostrata tranquilla, senza code né resse. Nessun problema nemmeno per quanto riguarda la richiesta del modulo ISEE da presentare obbligatoriamente. Chi non era in possesso infatti ha dovuto prenotare presso i CAF, ma in alcune province non c'era già più posto. A Venezia invece questo non è accaduto. Stiamo facendo gli ISEE per la popolazione che lo richiede, appunto per il reddito di cittadinanza, e abbiamo posti liberi, quindi c'è la possibilità di fare l'ISEE anche subito, non abbiamo code nemmeno per l'ISEE. Abbiamo assunto personale, si è assunto personale e in più anche in altre società si è assunto in altre province, però a seconda del modello organizzativo ci sono fatte delle scelte. Si pensava di avere più gente, questo sì. Dati alla mano, attualmente sembra che a nord-est le richieste siano davvero poche. Bisogna vedere cosa succede nei prossimi giorni, perché adesso insomma è anche il primo giorno, però io non credo che avremo migliaia e migliaia di domande. Questo perché secondo lei? Ma c'è un po' di cultura d'orgoglio e c'è il fatto che io spero che tutti abbiano 6.000 euro in banca, anche chi fa fatica a tirare la carretta e i nostri pensionati. Diciamo che abbiamo avuto più domande di pensioni di cittadinanza che non di reddito di cittadinanza, ecco.